Riforma delle IPAB, un contratto sanitario equo e aumento degli standard per la dignità e la salute di lavoratori e pazienti. È lo slogan che le sezioni di funzione pubblica dei 3 sindacati confederali CGIL, CISL e UIL scandiranno questa mattina a Venezia. Si tratta dell'ennesima protesta dei lavoratori delle IPAB venete, le case di riposo, che continuano a lamentare il loro ruolo da comprimari rispetto ai colleghi impiegati negli ospedali o in determinate strutture private. Altro contratto, altri compensi, stesso orario di lavoro. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è martedì 15 novembre 2022. La prima notizia del giorno riguarda la manifestazione che si terrà oggi a Venezia per la riforma delle IPAB, per chiedere contratti equi per i lavoratori delle case di riposo del Veneto, che pur svolgendo mansioni analoghe e naturalmente con lo stesso orario dei colleghi della sanità vedono applicato un contratto diverso. Insomma, i lavoratori scendono in piazza, gli operatori sanitari attendono da anni, a dir la verità da 2 decenni, la riforma delle IPAB. Il Veneto è l'unica regione a non averla ancora realizzata, la norma nazionale è del 2001. Chiedono anche appunto un'equiparazione, i lavoratori delle IPAB, al servizio prestato dai colleghi a parità di mansioni negli ospedali. L'appuntamento è a Venezia, a Piazzale Roma. La manifestazione sarà poi in Campo San Tomà, a pochi passi dalla sede della Giunta regionale del Veneto guidata da Luca Zaia. Le case di riposo sono diventate un tema dell'attualità, scrive Laura Berlinghieri sui quotidiani del gruppo GEDI di oggi. Dallo scoppio della pandemia, in questi quasi 3 anni di emergenza sanitaria, si è assistito al travaso, in realtà iniziato già prima, degli operatori sanitari dalle RSA agli ospedali pubblici, dove i compensi sono maggiori pur a parità di orario di lavoro, e adesso sui già fragili bilanci delle residenze per anziani sta colpendo duro anche la crisi energetica, che ha come conseguenza l'aumento delle bollette e quindi la crescita dei costi delle rette. Si parla anche di aumenti di 400 euro al mese per gli ospiti delle case di riposo, e quindi, se non ci sono alternative, la previsione è quella di uno standard di lavoro più basso oppure compensi più modesti per i lavoratori. I sindacati non ci stanno e dicono serve investire nell'assistenza di anziani e fragili con una visione più ampia rispetto al potenziamento dell'assistenza territoriale e domiciliare, eliminando la competizione tra pubblico e privato e tra lavoratori. Lo sguardo è rivolto al futuro, letto con la lente del calo demografico, dell'invecchiamento della popolazione, che si prevede sempre più anziana in Veneto, e quindi muterà le sue esigenze e priorità. Potenziare il ruolo pubblico evitando la privatizzazione delle IPAB, standard assistenziali aumentati per garantire qualità dell'assistenza, condizioni di lavoro dignitose e finanziamenti certi all'interno di una programmazione regionale che freni il business della salute. Queste le richieste di CGIL, CISL e UIL, che parlano anche di condizioni contrattuali univoche e omogenee che evitino le disuguaglianze normative ed economiche tra lavoratori. Questa l'estrema sintesi. Appuntamento di nuovo oggi alle 9 in Piazzale Roma e poi alle 10 in Campo San Tomà. Proseguiamo con la rassegna stampa di oggi, parlando sempre di in questo caso sanità, comunque sempre nell'ambito del servizio sociosanitario regionale. Medici di base, scoppia la polemica tra FIMG, la Federazione Medici di Medicina Generale, e Regione sul concorso. Il concorso che non c'è, parlano di un ritardo inaccettabile. I medici di Medicina Generale, serve subito il bando. La giunta Zaia si consente il lusso di non pubblicare ancora il bando di concorso, rincara il PD con le consigliere regionali Anna Maria Bigone e Francesca Zottis. Nessuna inerzia, ribatte l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin. Questa è la notizia sul Gazzettino di oggi. Leggiamo anche sui quotidiani del gruppo GEDI: la Federazione
dei medici di medicina generale attacca la regione, parla di un bando 2022-2025 inesistente. Si tratta della formazione dei medici di famiglia. Allora leggiamo per capire un po' meglio. Il 2022 è quasi finito e non c'è ancora traccia del bando di concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2022-2025. FIMG Veneto sottolinea con disappunto ed estrema preoccupazione questo inaccettabile ritardo, un ulteriore grave segnale di come la regione Veneto sottovaluti ancora oggi la carenza di medici di assistenza primaria. È un attacco durissimo quello della Federazione dei Medici di Famiglia. Da molto tempo ormai scrivono: sollecitiamo la regione a concordare con le organizzazioni sindacali l'analisi dei problemi e la riorganizzazione territoriale delle cure primarie con modelli che supportino i bisogni della popolazione e la dignità del lavoro dei medici di famiglia. Sì, perché è la regione ad essere responsabile del corso in formazione specifica in medicina generale. Quindi gravissimo il ritardo nella pubblicazione del bando, sostiene il segretario regionale della FIMG Maurizio Scassola. Un ulteriore indicatore negativo sulla volontà della regione di prendere iniziative strutturali per sostenere il superamento di questo periodo emergenziale. La formazione del medico di assistenza primaria in tutto il suo percorso di vita professionale dovrebbe essere un punto di partenza non eludibile, anche perché, come recita la normativa vigente, i medici in formazione specifica possono assumere incarichi durante il periodo formativo. Tradotto, i medici che si stanno specializzando in medicina generale possono assistere dei pazienti, e tra l'altro la regione di recente è intervenuta per aumentare il numero massimo di assistiti per ciascuno specializzante, una toppa che si è cercato di mettere per far fronte alla carenza sempre più importante di medici di base. Sono tantissime le zone del Veneto rimaste scoperte e con i pensionamenti e il mancato ricambio la situazione sembra essere destinata a peggiorare. La replica dell'assessora regionale alla sanità e al sociale Emanuela Lanzarin: nessuna inerzia, solo questioni nazionali non ancora risolte. Proseguiamo con la rassegna stampa di oggi. Sui quotidiani del gruppo Gedi una notizia dal mondo della scuola, dall'istruzione. Non ti devo niente, neanche il tuo nome, è la frase che una giovane studentessa transgender iscritta al liceo artistico Marco Polo di Venezia si sarebbe sentita rivolgere da un insegnante. Parole bollate come attacco transfobico dal collettivo della scuola, che per oggi pomeriggio ha organizzato un'assemblea per discutere dell'accaduto e decidere come muoverci, spiega una delle rappresentanti degli studenti, mentre la dirigente dell'istituto cerca di buttare acqua sul fuoco. Parla di una incomprensione tra la studentessa e l'insegnante e poi qualche parola di troppo ha creato questa situazione, ma la nostra scuola fa del rispetto e dell'inclusione la sua bandiera, tant'è che siamo stati tra i primi a inserire la carriera alias. I fatti risalgono al venerdì mattina. La ragazza sarebbe entrata in aula con una decina di minuti di ritardo, scatenando i rimproveri dell'insegnante degenerati in quello che è stato definito un attacco transfobico, dicono appunto gli studenti. La prof ha iniziato a urlare contro la studentessa, chiamandola con il dead name, rivolgendosi a lei al maschile, dicendo le frasi come non ti devo niente, nemmeno il tuo nome, oppure spero di farti lasciare scuola. Questo è il racconto di Alice, una delle rappresentanti. La ragazza a quel punto è scappata dall'aula in lacrime e l'insegnante se l'è presa con i compagni che hanno tentato di difenderla. Il racconto va avanti. La notizia sui quotidiani del gruppo Gedi: scontro tra una prof e la studentessa trans, questo è il titolo. L'episodio è accaduto al Marco Polo di Venezia, la preside solo un'incomprensione, oggi l'assemblea degli studenti. Proseguiamo con alcune notizie flash, sempre nell'ambito dell'istruzione dell'università. In realtà in questo caso sul Corriere del Veneto la notizia di un calo degli iscritti nelle università del Veneto. Le università rallentano la corsa, meno iscritti dopo il lockdown, calo seppur contenuto delle matricole. Incidono il ritorno delle lezioni solo in presenza e i rincari, scrive il Corriere del Veneto, ma incide naturalmente anche l'emergenza abitativa, la difficoltà degli studenti
di trovare casa, e c'è infatti subito sotto nella stessa pagina un altro articolo: introvabile e cara, 4 mesi per una casa. Descrive il fenomeno appunto dell'emergenza abitativa partendo da un caso, dal racconto di uno studente di Ca' Foscari in questo caso, ma la situazione è uguale in tutto il Veneto, anche a Padova le difficoltà sono enormi per trovare un alloggio. A Verona la situazione sarebbe un po' migliore. Comunque l'emergenza alloggi è un fatto, gli studenti sono in difficoltà e aumentano le richieste all'ESU per le difficoltà economiche delle famiglie, e questo naturalmente è una questione molto molto grave e importante, perché il diritto allo studio è una competenza di livello regionale. Gli enti per il diritto allo studio, gli ESU appunto, sono enti regionali finanziati, o meglio sottofinanziati da parte della regione. In questi giorni le proteste degli studenti che dicono che la regione li ha abbandonati, mancano le risorse per le borse di studio, quindi per sostenere gli studenti in difficoltà economica seppur meritevoli. Mancano gli alloggi, naturalmente anche questi sarebbero competenza della regione tramite gli ESU. Mancano i servizi come ad esempio le mense, e quindi il risultato: a Padova 500 iscritti in meno rispetto a novembre 2021, a Venezia 100 in meno, tiene invece Verona. Un trend negativo che si registra al secondo anno dopo il ritorno, presenza post-Covid, il secondo anno soprattutto di enormi disagi per quanto riguarda l'emergenza abitativa, e naturalmente quest'anno disagi ulteriori legati all'inflazione, al caro bollette, insomma all'aumento dei prezzi. In controtendenza il dato degli studenti internazionali: fa piacere l'aumento delle domande a livello internazionale, passate dal 10% al 15%, questa la dichiarazione della rettrice di Padova Daniela Mapelli. Concludiamo la rassegna di oggi con 3 notizie flash. I profughi ucraini lasciano la regione, erano 20.000, ne sono rimasti 1.750. Tornano a casa o vanno dai parenti. Lega Coop parla anche di tensioni con i privati ospitanti. La notizia sul Corriere del Veneto di oggi, che ricorda il 24 febbraio, il giorno dell'invasione russa in Ucraina: 1427 sono i profughi ancora presenti nei CAS delle prefetture. Altri 27 sono a carico delle strutture regionali, mentre 296 restano nell'accoglienza diffusa coordinata dal terzo settore. Sul Gazzettino la notizia che riguarda la riapertura della Marmolada, prevista tra pochi giorni ma con alcuni limiti. La provincia di Trento parla di un'ordinanza che arriverà entro venerdì, così parte la stagione dello sci, però si terrà conto della tragedia del 3 luglio. L'ultima sollecitazione arrivava da Roccapietro e dalle funivie, sostenuta da Confindustria Belluno Dolomiti, che parla di rischio di danni gravissimi appunto con la mancata riapertura. De Coll, direttore del Dipartimento di Protezione Civile, annuncia prescrizioni improntate alla responsabilizzazione. Infine, l'ultima notizia di oggi riguarda la transizione energetica in Veneto e in particolare la questione delle trivelle. Trivelle in Polesine, Zaia evoca l'alluvione e ci ricorda i rischi dello sfruttamento, e Italia Nostra con una lettera chiede garanzie al governo: vogliamo scienziati indipendenti e una fideiussione che ci tuteli naturalmente dai possibili danni legati al fenomeno della subsidenza. I sindaci dei 9 comuni del Delta del Po si stanno organizzando per approvare un ordine del giorno nei consigli comunali che certifichi la posizione contraria alle estrazioni, e c'è anche la nota congiunta dei consiglieri regionali del Partito Democratico. Dopo giorni di silenzio il PD scioglie le riserve, chiede a Zaia di smetterla con gli equilibrismi, ascoltare territori e amministrazioni e assumersi le responsabilità. Infine la presa di posizione anche della CGIL del Veneto, con Tiziana Basso, la segretaria regionale, che annuncia una lotta per impedire che altri danni si producano al nostro territorio. Il riferimento sempre quello ai rischi ambientali collegati alle trivelle. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.